Domani c'è l'attesa per oltre 5.000 persone, visto che parte la Pordenone Pedala. Pordenone Pedala che partecipa anche lei a questa corsa di solidarietà per gli amici e le amiche di Amatrice. Però domani Pordenone Pedala viene preceduta da un'altra partenza sempre in loco, la Pordenone Roma, con bici da corsa dal 4 al 7 di settembre. Partiranno queste 12 persone da Pordenone, faranno tappa a Ravenna, Città del Castello, Terni e poi si recheranno a Roma in udienza con Papa Francesco. Tutto questo per, si dice, fermare la Duchenne. Con noi abbiamo due amici, Raffaele Padrone e Fiorenzo Pugliatti. Inizierei con Fiorenzo Pugliatti. Cos'è la Duchenne? La Duchenne è una distrofia muscolare infantile che prende i bambini già in età prescolare. È una malattia rara, abbiamo un bambino ogni 3.500 abitanti, persone. Essendo una malattia rara dobbiamo solo creare eventi per cercare di portare a casa qualche soldino e per fare ricerca, aiutare i genitori. Ancora oggi non si è trovato, no? Ancora oggi non c'è una soluzione a questa malattia, però ci sono degli studi che stanno portando avanti e dei bambini che stanno provando queste soluzioni, possibili soluzioni. Quindi io ci credo, in futuro questa malattia deve essere debellata. Figlio che... No, io non ho figli, sono fortunatissimo a non averli, però perché va a merito suo il fatto vivo, che pur non avendo figli ci mette... Però io ci vivo insieme ai genitori e anche ai bambini. E per me è una cosa bellissima da parte mia stare in mezzo a loro. Sono pienamente d'accordo in mezzo con a lei. loro, e per me non è il primo evento che faccio. Da qui a Natale ne avrò 5-6. Senta, che così venite a spiegarsi il tutto. Raffaele, non parli come vice segretario della UGL. Domani tu parteciperai a questa, diciamo, questa manifestazione Pordenone Roma, però a Terni in 3 salirete ad Amatrice. Sì, sono stato coinvolto, come diceva Fiorenzo, in questa manifestazione proprio per questo motivo, insomma, per tirare su 2-3 soldi per questa malattia che viene ancora, c'è questa ricerca. E come diceva lei, sì, coinvolto proprio per questa grande pedalata, sono già 220 km solo domani, quindi oltre 10 ore di pedalata. Cioè Pordenone Ravenna, sì. poi Da Ravenna a Città di Castello e arriviamo poi a Terni. A Terni in 3-4, sì, c'è una tappa, a 3-4 di noi, saliremo chiaramente dal sindaco che ci attende di Amatrice, dove doneremo chiaramente un mazzo di fiori, così simbolicamente, in 3-4 perché poi non vorremmo neanche creare problemi, certo, ho chiesto ai colleghi della stradale, ma non vorremmo creare problemi ai veri soccorsi che sono lì, insomma, quindi andiamo lì così, proprio per ricordare, visto che poi il giorno dopo alle 3:30 di mattina, quindi in orari un po'... ripartiamo per Roma. Per trovare il Papa. Sì, abbiamo un'udienza dove saremo ricevuti con i bambini e lì c'è la giornata mondiale, il 7, per questa malattia, e quindi speriamo, insomma, che anche il nostro piccolo frutto, insomma, portato dal Friuli Venezia Giulia, come sempre abbiamo visto anche a Matrice, è segno di importanze. E auguri veramente, siamo con voi, idealmente. 10 minuti, un quarto d'ora prima della Pordenone Pedala, chi vuole venire, insomma, a salutarci. Raffaele Padrone, Fiorenzo Pugliatti, Duchenne, grazie, e noi andiamo a conoscere allora le previsioni del tempo.